A Merlara l'emergenza è la mancanza di personale. Nella casa di riposo, che ha visto il decesso di 12 ospiti, gli ultimi 2 nelle scorse ore, il personale è allo stremo. 57 gli anziani presenti, 5 ricoverati in ospedale, e allora il sindaco ha preso il telefono e ha chiamato il prefetto di Padova chiedendo l'intervento dell'esercito. Ho contattato il prefetto per vedere se era possibile recuperare personale qualificato dall'esercito. Sappiamo che l'esercito ha degli infermieri, operatori, e adesso anche oggi mi ha detto che ha buone speranze e probabilmente mi darà una risposta, speriamo positiva. Ho uno strazio, ma piuttosto di morire in solitudine totale, almeno l'ultimo conforto di un volto amico. Altre 2 vittime, entrambe di 92 anni, si sono registrate nelle scorse ore. Erano originari di Castelbaldo e di Saonara, e Carla, bisnonna da pochi giorni, ha salutato il figlio in videochiamata grazie all'umanità del personale, mandandogli l'ultimo bacio. Una persona prima di lasciarci è riuscita a parlare con il figlio che l'ha salutata e lei le ha fatto un ultimo ciao. Questa è stata una bella cosa, vuol dire che non è morta in solitudine. Ecco, quelli che sono ancora capaci di parlare, sono lucidi, gli operatori riescono a metterli con le videochiamate a contatto con i familiari. Quel bacio virtuale è il massimo che gli ha concesso questo virus, che più di ogni altra cosa è il virus della solitudine. L'emergenza ora è legata al personale. La situazione più grave permane sempre quella degli operatori. Non troviamo operatori che diano il turno a quelli che ormai dal 7 del mese di marzo continuano a garantire i turni, costretti a turni massacranti perché sono molto pochi. Con circa metà dei dipendenti in quarantena diventa difficile anche per la quotidianità andare avanti nella struttura di Merlara, mentre sembra leggermente migliorata la mancanza di mascherine e degli altri dispositivi di protezione. Fortunatamente abbiamo recuperato i dispositivi che mettono in sicurezza gli operatori. Una vittima, la seconda, anche in un istituto per anziani di Monselice. Si tratta di una 92enne. In tutto sarebbero 34 i positivi. Infine 32 positivi, di cui 3 in ospedale a Schiavonia, anche nella casa di riposo di Galzignano Terme.